Il fascino senza tempo della locandiera di Carlo Goldoni, tradotto in chiave contemporanea e interculturale da una drammaturga irlandese, Marina Carr, considerata tra le più influenti del panorama teatrale europeo. È nata così Mirandolina, in scena a Padova al Teatro Verdi, con la giovane attrice Gaia Masciale, una locandiera moderna alle prese con la violenza e la crudeltà umana messa ogni giorno alla prova dagli avventori del suo bancone. It was long and tortuous. Una strada lunga e tortuosa. Went through very many drafts before I was happy with it. L'ho riscritto varie volte prima di arrivare a un risultato che mi soddisfacesse. Yeah, I had to get over my fear of what Italians would say about me messing with Goldoni. Ho dovuto superare la mia paura di come il pubblico italiano avrebbe reagito a un mio lavoro con Goldoni. But I also fell in love with the play. Ma mi sono anche innamorata della locandiera, dell'opera. Non credo che sia un messaggio solo per le donne, credo sia un messaggio proprio per la società, per il contemporaneo. Forse Mirandolina insegna a lottare, cioè insegna a lottare e a gridare in modo violento, non so come dire, anche come suggerisce la locandina. Quindi forse questo, non so quale messaggio esattamente può insegnare, perché è un tema che va trattato con molto rispetto, però forse quello che facciamo è vivere appieno, noi interpreti, quello che un po' è lo specchio di questa società che stiamo vivendo. In scena domina non la comicità ma il dramma, determinato dalla volontà di prevalere, dalla forza, la violenza, il possesso. Coproduzione internazionale del Teatro Stabile del Veneto con l'Abbey Theatre, Teatro Nazionale d'Irlanda, e il Teatro Nazionale Croato di Fiume, HNK Rijeka, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Al pubblico di tutta Europa dice che c'è un problema grave che riguarda maschi che diventano assassini qualche volta, che riguarda la società intera che non riesce a capire che cosa succede dentro il cuore malato, non solo degli uomini e delle donne, e non riesce a creare quegli anticorpi che poi si chiamano cultura e anima, che dovrebbero essere invece nel fondo di ciascuno di noi. Per noi è molto importante essere qui perché innanzitutto per un buon rapporto che abbiamo col Teatro Stabile del Veneto e della nostra precedente coproduzione che è stato anche un Goldoni, e soprattutto per collaborare la prima volta con l'Abbey Theatre di Dublino. Lo spettacolo, per la regia di Caitriona McLaughlin, inserito nell'Olimpiade Culturale Milano Cortina, dopo Padova andrà in tournée tra Nord Italia, Croazia e Irlanda, dove inaugurerà il semestre irlandese di presidenza del Consiglio europeo e raccoglie fondi per il progetto Orphan of Femicide Invisible Victim, che sostiene 68 orfani e orfane di femminicidio in Italia in 5 regioni. Ad oggi si stima che siano 2000 gli orfani e le orfane di femminicidio in Italia. Il progetto è affiliato a una raccolta fondi per tutti i figli rimasti orfani di vittime di femminicidio, e i figli e le figlie che appunto sono la parte che resta di tutto questo degrado.